Salve a tutti, benvenuti a Soundtrack City in versione magazine, ma sempre come di consueto con Massimo Privitera e con Marco Testoni. Bene, allora ciao Massimo, in questo magazine che vedrete avrà all'interno delle piccole novità. Noi oggi parliamo di due film, dico bene Massimo? Yes, uno online e uno al cinema. E l'altro offline al cinema. Offline. Stiamo parlando dei I Fratelli De Filippo e Doctor Strange. Anzi, che non è il nome, non è solo Doctor Strange, È no? Doctor Strange nel multiverso della follia. Sembra un film di Vabbè, Lina Wertmüller, guarda. vabbè, Però infatti. fantascienza. Allora, iniziamo dai Fratelli De Filippo perché siamo proprio sul pezzo, siamo freschi, reduci dal Davide Donatello 2022, dove appunto le musiche originali scritte da Nicola Piovani hanno vinto il premio come miglior compositore. Allora, I Fratelli De Filippo è un film del 2021, quindi recentissimo, diretto da Sergio Rubini. Gli interpreti sono Mario Autore, Domenico Pinelli e Anna Ferraioli Rabel. Questi tre protagonisti, autori, interpretano le parti di Edoardo, Peppino e Titina De Filippo. E poi c'è Giancarlo Giannini nel ruolo fondamentale di Edoardo Scarpetta, che tra l'altro si va a collegare, se vedete questo film, è collegato là, Qui rido io, tra l'altro anche con Ditato e Davide Donatello, di Claudio Martone, dedicato proprio a Scarpetta, interpretato da Tony Servillo. Tra parentesi voglio ricordare l'articolo uscito su Colonna Sonora a proposito di questa della serata della premiazione, dove purtroppo Piovani non ha ritirato il premio. Magari se vi capita riandatelo a leggere. Secondo me un lavoro assolutamente ben fatto, coerentissimo con il film, negli anni in cui si disegna la storia del film, che è evidentemente la storia dei Fratelli di Filippo, la tormentatissima storia dei Fratelli di Filippo, soprattutto nel rapporto tra Peppino ed Edoardo, in mezzo alla povera Titina che faceva da bilanciamento in qualche modo. Il film ha dei momenti molto molto toccanti, capirete come è stato problematica la via del successo sia da parte di Peppino che di Edoardo, piena di umiliazioni. Io ad esempio non conoscevo il loro grado di parentela con gli Scarpetta, altra famiglia storica del teatro napoletano. Insomma, è un film assolutamente godibilissimo da vedere, con una grandissima Anna Ferraioli Ravel, che non solo fa la parte di Tina De Filippo, ma anche un interprete di valore, perché ha cantato, se non erro, Massimo, la canzone Faccia a polca per te. Sì, sì. Candidata a Davide Donatello come miglior canzone, tra l'altro. Tra l'altro, lì però non ha vinto, no? Se No, lì è erro. stata battuta da Manuel Agnelli per Diabolica, la profondità degli abissi. Ok, allora, quindi detto questo, vedetevi questo film che gira in questo momento in streaming su Rai Play, perché insomma ne vale la pena come l'affresco di un'Italia che adesso non c'è più, ma soprattutto ciò che ci ha lasciato l'eredità appunto di questi grandi fratelli De Filippo. Senti Massimo, adesso anticipo una novità, anzi no anticipo, la lanciamo proprio la novità, ovvero la piccola pillola di Soundtrack City Plus. Voi sapete che noi abbiamo un canale parallelo a questo che noi in gergo chiamiamo Soundtrack City Free, ed è il Plus, dove in qualche modo ogni settimana c'è ospite un compositore. Nella precedente settimana abbiamo avuto ospite come compositore Franco Eco. Adesso Massimo vi racconterà brevissimamente chi è Franco Eco e poi lanceremo una piccola pillola, un estratto di questa intervista che potete trovare integralmente invece proprio sul canale Soundtrack City Plus. Allora, Franco Eco è un compositore colto e sensibile a 360 gradi, lavora su più piani, ci ha raccontato in questa straordinaria intervista il valore sociale della musica, il suo amore per il teatro, per i suoi grandi maestri che ha frequentato, Gabriele Lavia, Montagna, Nanni,
e poi il suo amore per la Calabria. Lui è calabrese, per i riti musicali, i rituali musicali della Calabria, ma tra l'altro ci ha raccontato anche della sua esperienza, tra l'altro abbastanza, diciamo, tra virgolette, tragica e molto drammatica in Sudan durante un colpo di Stato, mentre presentava il suo Dante Concert. Quindi comunque è stata un'esperienza veramente incredibile. E poi all'altro abbiamo parlato anche di colonne sonore, quindi godetevi questa pillola su Franco Eco su Soundtrack City Plus in abbonamento. E allora ne va del discorso che facevamo a monte, delle frequenze che non definiamo bene, degli spazi. Allora nella Calabria si vede questo, si vede che la musica fa parte della vita di tutti i giorni delle persone ancora oggi, adesso c'è una forte, per esempio, pensiamo alle culture e quindi poi a tutti gli stilemi che ci sono di prassi esecutive nella vita rituale di tutti i giorni, che può avere la cosiddetta ceramedda, ovvero la zampogna, o la chitarra battente, o la lira calabrese, per esempio, che si trova soltanto in alcune aree, alcuni paesi dell'Aspromonte, e poi si trova in Turchia e poi si trova in Ungheria, perché è il frutto di una dominazione bizantina. Quindi in qualche modo, ecco, la Calabria molto, così quanto in qualche modo la Sicilia e la Puglia, la Calabria ha tanto di queste cose. La Sicilia e la Puglia sono riuscite a trasformarle in cultura veramente molto esposta, è chiaro. La Calabria invece, nella Calabria bisogna scoprirle, bisogna andare nei paesi piccoli, esatto. Ci sono ancora adesso dei ragazzi che suonano gli organetti, che hanno i maestri, che costruiscono le zampogne, che costruiscono le lire, dei ragazzi della mia età, insomma, che si riuniscono ritualmente con un piatto di pasta e poi iniziano a suonare insieme col vino. Questo è il rito, come il vino, ecco, pensiamo anche un po', no, al teatro di Dioniso, al vino, a Bacco, no? E la ritualità che aveva il teatro nell'antica Grecia. Era un miscuglio di musica, poesia, recitazione, era tradizione orale, quello che si riesce a vedere fortunatamente ancora in Calabria. C'è tanto da scoprire, quello sicuramente. Allora, rieccoci qui, salutiamo Franco Eco, l'intervista la trovate integrale su Soundtrack City Plus, ma siamo ritornati appunto su Soundtrack City. Massimo, allora parlaci del tuo film. Ok, al cinema, tra l'altro sta facendo uno sfracello di incassi, altro film del Marvel Cinematic Universe, Doctor Strange nel multiverso della follia, grande ritorno al cinema di Sam Raimi, regista di Spider-Man anni 2000 e della casa, mitico horror cult con Bruce Campbell, che tra l'altro in questo film Doctor Strange fa un cameo troppo simpatico, si prende letteralmente a pugni. Allora, dal 2013, dal grande e potente Oz, Sam Raimi non tornava al cinema e torna anche a frequentare musicalmente il suo fedele amico di molte avventure cinematiche, ovvero Danny Elfman, che noi sappiamo benissimo essere un sodale di Tim Burton. Allora, Doctor Strange, devo essere sincero, io non ho mai letto i fumetti, non sono stato mai un fumettista doc, e quindi chi ha letto i fumetti e chi frequenta la Marvel fin dalla prima ora si è lamentato di questo film. A me è piaciuto, mi ha fatto sdraiare delle risate, è il primo film horror, tra virgolette, folle, totalmente folle, della Marvel, grazie a Sam Raimi, che registicamente è al massimo. Allora, il film è un mix fra le follie della casa e dell'Armata delle Tenebre, l'ultimo della trilogia della casa, quello un po' fuori dai canoni horror, e la musica gli va dietro. Allora, devo dire che sia Raimi che Danny Elfman hanno trovato insieme queste soluzioni molto folli. Devo dire che Elfman torna a scrivere una grande colonna sonora da tanto tempo a questa parte, dove ne scriveva abbastanza in modalità col freno a mano, con la scritta con la mano sinistra. Invece in questo caso è una colonna sonora molto molto ispirata, ma c'è un mix fra pagine metal, rock, horror, sinfoelettroniche e virtuosismi da capogiro al fulmicotone.
Ovviamente in mezzo ci sono delle citazioni dal tema originario scritto per Doctor Strange da Michael Giacchino, ma la cosa in particolar modo farvi presente è questo pezzo straordinario che commenta una sequenza che veramente l'abbiamo denominata la battaglia di note. È un vorticoso Elsa Poppin, il pezzo si chiama Lethal Symphonies, sinfonie letali, ed è un mix fra scary music con l'utilizzo della celebre quinta di Beethoven sotto anfetamine. Vi dico soltanto che il giullare della colonna sonora, Danny Elfman, qui ha fatto veramente un capolavoro di scrittura folle come non, il film. non l'ho visto questo film, ma questo pezzo mi ha incuriosito tantissimo proprio. È una roba geniale, proprio i due cattivi, non vi dico chi è, un cattivo e un altro cattivo che in realtà cattivi non sono, si lanciano letteralmente degli spartiti e fanno comparire le note, e queste note che si lanciano sono note letali, quindi ogni colpo di nota senti il pezzo dello spartito, quindi la quinta di Beethoven. Credo che ci siano altri compositori classici. È bellissimo, come esercizio di stile e di composizione è bellissima una cosa del genere. Proprio... Tutto questo sotto forma metal, rock, la Dream Theater, certo, ma c'è veramente totale. Certo. Quindi veramente da quel punto di vista mi sono divertito. Ovviamente gli amanti della Marvel, dei fumetti, hanno storto il naso, non per Elfman e per Raimi, ma per quanto il fatto che questo film è fuorvia completamente dal personaggio di Doctor Strange e di Wanda, perché c'è Wanda. E va bene. Va bene, allora anche per oggi abbiamo concluso, vi abbiamo presentato i fratelli De Filippo, la pillola intervista con Franco Eco che trovate su Soundtrack City Plus, e infine il titolo, questo dillo te perché... non te entra, Doctor Strange nel multiverso della follia. È la seconda parte che è difficile. Ok, ciao a tutti, alla prossima. Buona visione e buon ascolto.